Giovedì 12 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, un ulteriore approfondimento in merito alla diga del Vanoi è braccio di ferro, questo è il titolo. Il presidente Sonza: l'invaso è necessario per il territorio, servono riserve d'acqua, ma il fronte degli agricoltori perde compattezza. Il consorzio Brenta sfida il ministero, i soldi per fare la diga non ci sono, sappiamo dove trovarli. Diga del Vanoi, il Ministero dell'Agricoltura ha spedito una lettera alla provincia di Belluno e ai sindaci sul piede di guerra contro l'invaso, sottolineando che ci sono solo i soldi per progettare la diga, non quelli per costruirla. Una doccia fredda per il consorzio Brenta, che tira dritto sfidando pure Roma. Si arrangerà da solo a trovare i 169 milioni e 782 mila euro necessari per innalzare la grande opera. Gli approfondimenti di Aliprandi e Dalmas ci aspettano a pagina 2 e a pagina 3. Cortina, nuovo posteggio per Socrepes, inizia la corsa contro il tempo. L'approfondimento a pagina 29. E sempre da Cortina, troppi cantieri nella Conca, salta la tappa del Giro d'Italia. E la firma dell'articolo di Tancone lo troveremo a pagina 34. Feltre, fatto di cronaca giudiziaria, invita la vicina a fare sesso e la palpeggia a processo. L'articolo a firma di Sosso a pagina 24. La foto di copertina invece è dedicato all'avvio dell'anno scolastico 2024-2025, scuola al via senza intoppi, studenti bellunesi soddisfatti del servizio trasporti, la rete sventola i fazzoletti rossi anti-governo. La storia, Valle di Cadore, paese mobilitato per addestrare il cane di Joshua. Valle di Cadore si mobilita, bisogna trovare i soldi per l'addestramento di Zeus, il golden retriever di Joshua, bimbo di 10 anni, affetto da una malattia rara. L'approfondimento di De Rosa a pagina 30. E ancora Belluno, ex museo civico, restauro più vicino. L'approfondimento di Alessia Forzin lo troveremo a pagina 21. Così le Olimpiadi 2026 rilanceranno il Nord-Est, altro richiamo di un'iniziativa promossa dal Corriere delle Alpi. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 come volano per il rilancio del Nord-Est è emerso dalla prima giornata di Sport Business Forum all'Infinite Area di Montebelluna. L'approfondimento di Santolin da pagina 12 a pagina 13. E sempre in merito a questo evento, protagonisti a Longarone con le start-up più innovative, oggi al polo fieristico di Longarone. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 512 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Questi quindi i richiami presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati al territorio bellunese. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è un fatto di cronaca: morto sul lavoro, sequestro e indagati. La procura si muove dopo l'incidente di Auronzo, inchiesta per omicidio colposo, domani l'autopsia su Felice Pais. Cantiere sequestrato a metà, i lavori per rifare il tetto dell'edificio di via Venezia al Civico 30 possono proseguire, mentre l'inchiesta sulla morte dell'operaio Felice Pais Marden, 51enne di Auronzo, prosegue velocemente. Gli inquirenti hanno comunque tenuto conto delle necessità di provvedere alla copertura dell'edificio che ne è attualmente sprovvisto. Un sequestro dell'intero cantiere avrebbe comportato conseguenze importanti per la residenza, che è anche abitata. Si è valutato quindi di circoscrivere il punto in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro la mattina di giovedì 5 settembre. Solo quella zona dove era ceduta una tavola del vecchio tetto sotto il peso del lavoratore, facendoli perdere l'equilibrio e sfondare il parapetto in legno cadendo per 10 metri. La procura ha anche chiesto l'autopsia, che sarà eseguita domani. L'approfondimento di Bonetti a pagina 13. La foto di copertina invece ci porta a Falcade. L'Unione Ladina ne ha messi 150 nelle contrade, a Falcade i cartelli anche in dialetto, e in questo scatto vediamo tra Comelli e Borghetti installati dai volontari questi 150 cartelli in dialetto. Borgo Valbelluna, la rotatoria diventa definitiva. L'approfondimento di Vecellio a pagina 11. Ancora Fondazione UNESCO, CAI contro Mountain Wireless. L'approfondimento di Dibona a pagina 12. Anche il Gazzettino di Belluno porta un richiamo sulla diga del Vanoi in prima pagina. No Vanoi, ma 100 milioni dalla regione per ripulire il fondo del lago del Corlo. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. E ancora Padrin, abbiamo bisogno della vostra passione. Primo giorno di scuola, il dirigente Salvador in visita al Renier.
L'approfondimento di Santina, pagina 3. La storia dalla Cechia fino ad Anta, così sarà seguito con più attenzione, un'altra storia che troveremo a firma di Vecellio a pagina 3, e ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno altri richiami: calcio, minaccia e insulta l'arbitro, squalificato per 8 giornate, Settes chiede scusa. All'approfondimento di Miriade a pagina 14. Il personaggio, la classifica: Denis Lovatel di Alano di Piave tra i migliori 50 pizzaioli al mondo. L'approfondimento di Ciprian a pagina 15. E ancora Belluno: comune contro Alt Velox, ci ha diffamati, indagate. Palazzo Rosso si oppone all'archiviazione dell'inchiesta a carico dell'Associazione contro gli autovelox, 7 le denunce del comune. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 2. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, Comune Demanio, patto per la città. Siglato ieri il piano per gli immobili pubblici che vedrà i due enti uniti nella valorizzazione degli edifici storici, dalle ex caserme Fantuzzi e Tasso fino ai grandi palazzi dei giuristi e degli uffici finanziari. Ecco come si procederà. L'approfondimento vi aspetta a pagina 2. Uffici pubblici, alloggi sociali, museo e anche l'università nella prestigiosa villa. Altri approfondimenti che vi aspettano a pagina 2. Comune contro Alt Velox, in tribunale chieste nuove indagini, incarico all'avvocato civico di presenziare all'udienza dal GIP e l'associazione non si ferma, 7 denunce da Belluno. La storia, primo giorno di scuola, provveditore, visita a sorpresa al Renier, fidatevi dei docenti. Salvador da Bucca alle Medie Rocca, ma visita 3 classi di liceo a Belluno, nessun intoppo rilevato sui trasporti, ma la campanella alle 12 è un problema. E ancora dalla Repubblica Ceca per far crescere Alex in una piccola comunità. Volevamo che il nostro Alex studiasse in una piccola scuola e vivesse almeno un anno in una comunità come Danta, racconta Thomas Vlasak. Lui e sua moglie Patrice, 35-34 anni, da una città di 90.000 residenti in Repubblica Ceca, si sono da poco trasferiti in un comune di appena 430 abitanti per dare al figlio l'opportunità di imparare l'italiano come in passato hanno fatto loro e di vivere un anno indimenticabile. Notizia dal capoluogo, Fondazione Teatri, la politica ci sostenga. Il referente della partecipata ieri in aula, Massimo Ferigutti, ha fatto appello agli amministratori. Solo così ci sarà futuro. Ha ricordato come dalla nascita nel 2005 ci sia sempre stata strumentalizzazione con i partiti che esercitavano egemonia. I miei predecessori mandati al macero quando non ritenuti più in linea con gli interessi di quel momento. Altra dichiarazione di Massimo Ferigutti. E sempre dal capoluogo, ma le modifiche allo statuto non convincono. Le minoranze hanno chiesto conto della decisione dell'amministrazione, l'assessore ha detto vogliamo nuovi soci. Notizia sempre riferita appunto alla Fondazione Teatri Dolomiti. E sempre da Belluno, amici del Nevegal, Caldarta alla guida, più sinergie e meno protagonismi. La presidente uscente è confermata alla guida dell'associazione. Siamo a Feltre, o meglio Feltrino, Vanoi no, Lago del Corlo sì, così si laminano le piene. Mentre prosegue il dibattito sulla diga, tra le opere prioritarie solo il bacino di Ersiè otterrebbe uno dei risultati per i quali si sta studiando il progetto sul torrente. Da Feltre, Alpini e emozione per il primo giorno alla scuola Rocca, atteso il provveditore, poi ha fatto forfait, ha parlato il preside. E ancora Feltre, diritto alle cure, sportello in via Monte Cima. Rimaniamo nel Feltrino con la Mon, festa del fagiolo, conto alla rovescia, ecco gli eventi dal contorsionista di Italia's Got Talent a gruppi folk e giochi. PNRR, bandi e scadenze, un aiuto per il comune, siamo a Cesio Maggiore, diversi progetti in vista, gli uffici sono sotto pressione, arriva un collaboratore, il professionista porterà a termine il nido e l'area verde di Busche. Arsiè, Don Sandro torna a casa, celebra messa a Incino, il sacerdote nativo della piccola frazione domenica era in chiesa. La borgata, un tempo popolata, oggi conta solo 20 abitanti, ma erano in tanti a festeggiarlo. E a Fonzaso, targa per il finanziere eroe fonzasino, parliamo di Luigi De Zorzi. L'approfondimento vi aspetta a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 11, tra le contrade 150 cartelli in dialetto, l'Unione Ladina Val Biois completa un nuovo progetto di toponomastica ladina finanziato da una legge del 1999. Le tabelle sistemate grazie ai gruppi locali di volontari, tra loro il gruppo Alpini di Falcade e la Proloco di Caviola. In questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, appunto i cartelli che sono stati posizionati in lingua ladina. Dopo il gelato Milano-Cortina, la gara per la pizza olimpica, notizia in questo caso che ci porta a Longalone, ed ecco la gusto Milano-Cortina immaginata dall'intelligenza artificiale.
Continuiamo con Cortina, CAI, pieno sostegno alla fondazione, il coordinamento della sezione bellunese del Club Alpino Italiano esprime totale appoggio all'ente Dolomiti UNESCO, il sodalizio prende le distanze da Mountain Wireless che aveva imputato all'organismo la scarsa tutela delle terre alte. E ancora da Cortina, cantiere della pista da bob, il sopralluogo di Abodi conforta sindaco e Simico, la visita del ministro dello sport italiano. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia la troviamo sulle pagine di carattere nazionale e regionale e ci porta alla diga del Vannoi. Vannoi, le ragioni che chi insiste per realizzarla, approvvigionamento idrico per la pianura e per l'agricoltura in sofferenza a causa siccità, laminazione delle piene e produzione di energia idroelettrica. Questo lo schieramento del sì. Il consorzio Brenta sfida l'altolà del governo, i soldi si troveranno. All'indomani del niet dei due ministeri, l'ente non demorde e punta comunque a realizzare l'invaso. L'obiettivo è reperire i 169.782.000 euro necessari. Il 16 nuova chiamata a raccolta. Il fronte del sì lo avete sentito ed ecco invece il fronte del no. Le ragioni di chi è contrario all'opera, il rischio geologico che potrebbe portare a crolli già verificatisi negli anni scorsi e nel caso più nefasto a un cedimento della diga con l'allagamento della pianura sottostante. La diga della discordia, e per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove si dovrebbe realizzare questo nuovo bacino artificiale, la mappa dove sarebbe localizzate i torrenti coinvolti e appunto il confine regionale si troverà il lago principalmente, questo lago artificiale nella provincia di Trento, ma ovviamente confinante con la provincia di Belluno, in questo caso con il comune di Lamon. Già raccolte migliaia di firme per fermare il progetto tra Veneto e Trentino, le ragioni appunto le troverete a pagina 2 e a pagina 3, il perché si deve fare e il perché invece non si deve fare. Ma continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 18, il rientro a scuola, prima campanella senza intoppi, anche i trasporti superano l'esame. Studenti soddisfatti nel piazzale della stazione di Belluno, a Reniere i saluti del dirigente Salvador Padrin in Cadore, Padrin presidente della provincia di Belluno. E fazzoletto rosso per protestare, troppi soprusi dal governo, i ragazzi della rete degli studenti davanti alle scuole di Belluno e Feltre, no a fascismo e autonomia differenziata, siamo per ambiente e pace. E sempre per quanto riguarda il rientro a scuola, Belluno, aperti gli istituti chiusi nell'ultimo anno, a Badiletta lavori in corso, finiremo a fine ottobre, pronta a Borgo Piave, mentre per Cavarzano ci vorrà ancora un anno. L'assessore Roccona, siamo nel capoluogo bellunese, fa il punto su interventi e investimenti futuri. Il caso Pugni e Schiaffi, madre e patrigno a processo, una ragazza di 17 anni ha portato in tribunale entrambi anche per i pesanti insulti che le sarebbero stati rivolti. E ancora, per quanto riguarda il meteo, temperature in picchiata e neve fino ai 1300 metri, tanta pioggia sulle prealpi. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 21, notizia che ci porta nel capoluogo. Accordo Demagno Comune, sarà recuperato l'ex museo civico, coinvolti 6 edifici, ex caserme, Tasso e Fantuzzi, Agenzia delle Entrate e Ville Sartori e Montalban. Siamo a pagina 23 del Corriere delle Alpi, notizia che ci porta a Feltre, l'incrocio di Zermena aspetterà, va prima chiuso il cantiere di ponte. Il comune non vuole creare ulteriori disagi al traffico già ingolfato con i lavori al cavalca ferrovia. L'incontro Riunione Azione Cattolica, la grande kermesse dei ragazzi dei e dei campeggi, notizia che ci porta sempre a Feltre, in questo caso al santuario Vittore e Corona. Altre notizie da Feltre, palpeggia la vicina e la invita a fare sesso, finisce a processo. La donna è andata dai carabinieri dopo il terzo episodio, l'imputato allungava le mani tutte le volte che la vedeva. 7 ville, botte e violenze sessuali, marito finisce nei guai. Altra notizia di carattere di cronaca giudiziaria. Automobilismo l'evento, Pedavena Croce Daune in 200 per edizione 40 e la novità delle 3 prove. Fonzaso, mercante per un giorno, domenica c'è il bazar. E ancora rimaniamo nel Feltrino, a Cesio Maggiore, lupo, strage di pecora a Cesio Maggiore, uccisi 18 capi, colpito il pascolo dell'azienda agricola Zanella Furio, è la seconda volta in 3 anni, persi quasi 50 ovini. Ancora da Cesio, troppi progetti, un esterno all'ufficio tecnico, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Pedavena, una scuola media rimessa a nuovo per la prima campana, ed ecco come si presenta la scuola media di Pedavena completamente ristrutturata.
Siamo a Borgo Valbelluna, pagina 26 del Corriere delle Alpi. La rotatoria della Bardies-Lentiai dopo 12 anni diventa definitiva. Partiti i lavori, la rotonda verrà ingrandita e spostata, viabilità modificata fino al 20 di dicembre. Limana travolse 2 ragazze e scappò in vista il patteggiamento. È di Belluno l'uomo che le investì sul rettilineo della strada provinciale numero 1. Le 2 donne sanzionate perché dovevano camminare sul lato opposto della strada. Sospirolo pensa alle scuole medie e il comune punta sui fondi ministeriali. E continuiamo con pagina 27, Longarone, cittadinanza alle fiamme gialle, partono gli eventi per il Vajont. Sabato mattina il riconoscimento alla finanza del 61esimo anniversario, via libera in consiglio comunale alla scaletta degli eventi fino al 9 di ottobre. Soverzene Panizzolo con l'ABM presenta il suo libro, l'appuntamento è per sabato 21 settembre alle 17, notizia che interessa anche la nostra associazione. Longarone, buon bilancio a Castellavazzo per il secondo Artigianarte. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. Val di Zoldo, uno sguardo comune, oltre 3.000 accessi, il progetto continuerà. Siamo a pagina 29, Cortina, Socrepes, tempo contato per il park, spunta l'ipotesi di un piazzale a raso. L'impianto di arroccamento è ritenuto fondamentale, ma per l'area di sosta si valutano alternative. Il ministro Abodi, in sopralluogo alla pista da bob, sarà un'opera di eccellenza, ambiente tutelato. Turismo e media, S&C Newgate apre una sede, la guiderà Caliceti, siamo sempre nel comune di Cortina d'Ampezzo. L'iniziativa Valesi Mobilità per Joshua, raccolta fondi per il suo Zeus. Il bimbo di 10 anni ha trovato un alleato contro la malattia del cucciolone di Golden Retriever. L'addestramento durerà 20 mesi, partita una sottoscrizione su internet per finanziarlo. Deborah Del Longo, mamma del bambino, ha aperto una pagina su GoFundMe. Il crowdfunding aiuterà le famiglie che devono adottare un cane così. Santo Stefano, cantiere alla galleria, segnaletica completata, Auronzo, previsioni di nevicate, strada chiusa alle 3 Cime. E ancora doppio frontale sulla strada 51 di Alemagna, siamo a Valle di Cadore con 4 ferite, fortunatamente non gravi. Siamo alla rubrica Giorno e Notte, pagina 31, Longarone Fiere, l'evoluzione degli sci in una mostra al via Sci di Gloria. Oggi alle 10 inaugurazione dell'evento dedicato a Zampieri. Il presidente di Longarone Fiere Dalfarra, il nostro obiettivo è trovarle una location fissa. Limana, il coro arcobaleno riprende le prove con noi 50 bambini. E ancora in televisione c'è Chiara Gasparotto tra i 100 concorrenti di The Floor su Rai 2. Continuiamo con le notizie riferite allo sport. Ciclismo, salta la Pedavena Col Drusché, solo un passaggio in provincia. Sono giorni decisivi per conoscere il tracciato dell'edizione 2025 del Giro d'Italia. I troppi cantieri in vista delle Olimpiadi hanno sconsigliato la tappa prevista. Schirola, la Santa Giustinese Mortagna, i mondiali in Val di Fiemme, si inizia oggi con la Mass Start. E continuiamo con l'hockey, 30 anni per il Brumbol Belluno, Zanghetto, tutto nacque a Podenzoi. Calcio Serie D, la Dolomiti arriverà davanti a tutte le altre. Domenica alle 15 la prima trasferta in provincia di Bergamo, il DS del Brusaporto. Arriveremo qui molto arrabbiati. Giudice sportivo, insulto e spinta all'arbitro, 8 giornate di stop per Bamussa del Nogaré. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Residua variabilità con cielo al mattino nuvoloso anche sui settori montani orientali. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in attenuazione, seppur con tratti di nuvolosità irregolare che continuerà ad insistere sull'area costiera e sulle zone montane nord orientali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.